Bentrovati amici di Archeosarrabus. Oggi vi porto a fare una cosa inusuale, anzi l'abbiamo già fatta per il villaggio scomparso di Muravera. Oggi sono sempre nella zona di Baquarrodas, quindi nella collina alle spalle di Muravera, una collina che è stata interessata per tanto tempo da scavi minerari, quindi ci sono delle miniere abbandonate. C'è un bel bosco bellissimo, ci sono pochissimi siti invece archeologici di epoca nuragica. Qualcuno mi diceva non ce n'è manco uno, io qualcuno l'ho trovato e l'ho anche già testimoniato, faccio l'esempio di Corongio su Mei. Ho l'impressione che ce ne siano degli altri, quindi oggi sto facendo un'ispezione, sono praticamente entrando nella valle di Baquarrodas, quindi del Rio Mannu, seguo il corso dei ruscelli, giro verso ovest nella zona che porta verso Sasarmenta, quindi ritorna alle miniere di Montenarba. C'è una bellissima strada che si può anche percorrere in macchina, io ho deciso di farla a piedi. E quindi sto ispezionando questa zona dopo che abbiamo con Marco controllato sulle carte, su Google Earth e cose varie, per cercare di capire se riusciamo a trovare dei resti di qualche insediamento ormai scomparso, perché come abbiamo sempre detto l'obiettivo nostro di Archeosarrabus è quello di cercare di fare una mappatura degli insediamenti il più dettagliata possibile, per cercare anche di dare la possibilità a chi ha più competenze di noi di capire quali erano le dinamiche di insediamento e la densità di insediamento della nostra zona. Quindi io procedo. Nel frattempo non farò un video dettagliatissimo anche sui sentieri, ma parlerò soltanto delle zone interessanti, lascerò parlare più la natura. Spero che questo video sia di vostro gradimento. Ora, io ricordo, sono venuto un'altra volta qualche anno fa, ricordo che qua in questa zona c'è una vecchia struttura, forse un vecchio ovile abbandonato, quindi ora sto cercando di capire, di ricordarmi dov'è, lo sto cercando, ma questi cumuli di pietre forse potrebbe essere un indizio che non sono troppo lontano. Ed eccoci qua, trovato. Ora, guardate, questo sembra l'ingresso, no? Ci sono vari ambienti, uno più grande, questo, e poi vari ambienti più piccoli. Per farvelo vedere meglio, perché ci sono comunque anche delle altre piccole strutture tutto intorno, adesso farò salire il drone, così avrete una visuale più definita del posto. Anche qui ovviamente insieme ai muri vanno di pari passo anche i resti di frequentazione da parte dell'uomo, quindi dei cocci di terracotta, pezzi di stoviglie, questo abbastanza grossolano, ne abbiamo un altro qua. Guarda, questo è molto carino, questo è un bordo sicuramente di qualche stoviglia, dentro anche questa scanalatura sicuramente è fatta nel momento in cui è stata realizzata. Bella, questa è un po' più raffinata, bisognerebbe magari se qualcuno è esperto capire di che periodo sono, per capire anche poi fino a quando questa zona è stata, soprattutto questa collina, è stata utilizzata. Sono sceso di nuovo sulla strada. Ora il mio obiettivo non è lontano da qua, però non si vede perché c'ho il sole di fronte, quindi è difficile da inquadrare. Cosa voglio dirvi? C'è una cosa che mi sta colpendo particolarmente oggi in questa mia passeggiata, ed è il silenzio, un silenzio assordante, a parte il rumore della natura, degli uccelli. Peccato che manca l'acqua, perché in questo periodo siamo a fine gennaio, in questo periodo normalmente l'acqua di questi torrenti sono vivi e il loro scrosciare accompagna le nostre passeggiate in campagna, accompagnerebbero, peccato. Va bene, dai, ci accontentiamo. È una zona comunque umida, il terreno è coperto da questo strato di muschio, quindi già quello è una piccola magra soddisfazione, ma tant'è. Ed ora il dilemma.
Vado a destra o vado a sinistra? Voglio provare qua a destra, mi sembra di vedere un muro. Infatti, eccoli qua, dei muretti. Questo probabilmente erano una vecchia strada o un muro di... Guardate qua che lavoro che fa il ruscello. Pensate all'acqua che scende qua, guardate che meraviglia, che posto meraviglioso. Mi viene da parlare a voce bassa perché mi sembra quasi di disturbare la natura qua, di interrompere qualcosa di magico, quindi non riesco neanche a parlare con l'enfasi che ho solitamente. Allora, sinceramente non so dove sono, nel senso non che mi sono perso, però rispetto al mio obiettivo, siccome sono molto in basso e il posto è molto coperto di vegetazione, non riesco a capire se l'ho già superato o se ancora ci devo arrivare. Però non è un problema perché comunque il drone, anche se vediamo qua non prende il telefono, non è un problema, perché adesso manderò il drone e cercherò di capire un po' dove sono. Comunque non c'ero mai arrivato fino a qui, ragazzi, il posto è fantastico, è spettacolare, poi ci sono questi sentierini tracciati, ripeto, quindi è anche difficile perdersi perché sono molto definiti, sono ben puliti. Questa è zona comunque frequentata anche da cacciatori, quindi il posto è ben curato. Eccomi a destinazione, questa è la cima che stavo cercando. E ora farò un giretto per cercare di capire se c'è qualche traccia di utilizzazione da parte dell'uomo. Non sono venuto a caso oggi, bensì dopo che con Marco un po' abbiamo analizzato tutta la morfologia del territorio, ci è parso che fosse probabile che qui magari ci potesse essere qualche cosa. Ora, ripeto, mi faccio un giro e farò qualche ripresa. Intanto qua dietro di me già una piccola traccia di utilizzazione dell'uomo ce l'ho, non è non posso dare nessuna datazione, però ecco, qualcuno qui ha pensato di costruire un piccolo ambiente, chissà per che cosa. Vedete questo piccolo recinto che potrebbe essere anche un barbecue. Comunque ora mi faccio un giretto e vedo di capire un po' se c'è qualche cosa di interessante. Guardate che carina questa piccola stanzettina. Le pietre non sono annerite dal fuoco, quindi chissà, magari era una gottigella di qualche capretto, non lo so. Ancora tracce di muri qua sotto, vedete, potrebbe essere una chiudenda. Qui c'è questa traccia di muro, guardate, mezzo crollato, da qua si vede meglio. Anche qua sotto c'è un altro pezzo di muro, l'andamento sembra rettilineo, le pietre sono di medie dimensioni, chissà, magari era una recinzione, oppure, ripeto, come abbiamo visto prima, quel piccolo ambiente è un ovile di capre. Allora, grandi tracce io qua ancora non ne ho trovato, a parte, ripeto, quel muro che abbiamo visto prima e quell'ambiente, ma il posto è molto fitto, la vegetazione è molto fitta, quindi è anche difficile leggerla. Poi c'ho il sole in faccia. Bene, per oggi mi fermo così, è stato bello, non ho trovato quello che stavo cercando, pazienza, vuol dire che o ci ritenterò oppure magari sposterò l'attenzione su un altro posto. Se vi è piaciuto il video, se vi piace quello che facciamo, condividete i nostri contenuti, avvisate parenti, amici, vicini e lontani, fategli conoscere il nostro lavoro. Per noi è molto importante, ve ne siamo
grati per tutto il sostegno che ci date e ci vediamo alla prossima.